È sicuramente una grande opportunità per il territorio, starà poi a noi cogliere appunto l'occasione ricevuta. Ok, stop. Fonteregina, per quanto riguarda Torreglia, è una delle località diciamo più antiche, dei siti più antichi del comune di Torreglia. Si raggiunge con una breve passeggiata dal centro cittadino e porta poi al sito più alto, che è Torreglia Alta, proprio dove c'è anche l'antica pieve di San Sabino. Per raccontare in maniera efficace il territorio bisogna partire da quello che è la sua storia e da quello che è la sua rappresentazione artistica. Il Veneto a questi due fattori aggiunge anche un territorio che è ricco di aspetti naturalistici di valore e di verde, per cui coniugare, miscelare questi valori chiaramente permette di creare un progetto funzionale e che possa avere un buon appeal distributivo. Lavorare su un tema così importante, diciamo, dello sviluppo di un territorio del Veneto abbinato appunto a una suggestione di Hemingway, quindi storia, un personaggio straordinario diciamo, di caratura mondiale, è stato tanto interessante quanto divertente, perché comunque poi questo lavoro è straordinario perché ti fa conoscere in maniera più approfondita personaggi che magari in realtà conosci marginalmente, no? Quindi un percorso interessante, un lavoro duro, intenso, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa secondo me un buon prodotto. Era molto divertente per me ritrovare questa figura di scopritore di posti e attraverso di lui, poi attraverso i suoi romanzi, vederli con l'occhio filtrato di me ragazzino che leggeva i romanzi, quelli famosi di Hemingway, Il vecchio e il mare per esempio. C'è stata più un ricongiungimento, ecco, non potrei dire di aver fatto Hemingway, meno che mai, e ho esplorato la mia possibilità di essere nonno. È stato bello recitare con Giada, che è una piccola grande attrice. Totò è simpaticissimo, poi ti ha proprio portato nel suo mondo, nel senso che anche quando recitavamo insieme, perché ho recitato soprattutto con lui, mi faceva interagire. Questo film mi ha acculturato un po' in generale, perché non sapevo molte cose. E poi soprattutto è un film girato in Veneto, il Veneto è un posto bellissimo. Corrado Azzolini della Draga e Sebastiano mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, c'è questa storia, l'ho letta, ho detto bellissima, che parla di sogni, parla di poesia, parla di percorsi meravigliosi attraverso questo Veneto che veramente ti abbraccia e ti fa sentire ancora di più dentro la storia. Con Sebastiano è la seconda volta che lavoro, perché avevamo già fatto un film insieme e trovo che sia un regista che sa quello che vuole. Devo dire che il Veneto ti sorprende in ogni angolo, non c'è mai un qualcosa di fuori posto e ti dà un senso di ordine, quasi di protezione. E allo stesso tempo la gente è meravigliosa. 35 a 1 seconda. Azione. Stop. Siamo qui oggi in questa meravigliosa giornata a Montagnana per queste riprese di questo docufilm, ringraziando per questo il GAL Patavino per la realizzazione di questa visione importante di un territorio che si collega dai Colli Euganei alla nostra Bassa Padovana.
Un ringraziamento forte va a chi ha sostenuto sotto il profilo economico questa grande possibilità di avere questo docufilm, e intendo la Regione Veneto, i fondi europei, la Fondazione Cassa di Risparmio. Grazie a questo è possibile realizzare questo momento di valorizzazione e di promozione del nostro territorio. Parliamo di una ricchezza importante sotto il profilo paesaggistico, ambientale, e mi ricollego qui ai nostri colli per poi arrivare nella bassa con tutte le ricchezze storiche e culturali che essa rappresenta. Nella nostra cittadina medioevale di Montagnana poi possiamo unire a un'emozione unica i suoi 2 chilometri di cinta muraria con un prodotto di eccellenza gastronomico, e parliamo del nostro prosciutto veneto Berico Euganeo Top. Oggi è veramente importante per il nostro territorio poter parlare attraverso gli occhi di Hemingway, raccontare una realtà attraverso appunto questo racconto del nonno e della nipote, dove ravvedere un personaggio come Hemingway che si sente a casa sua nel nostro Veneto. Come se fossi un ex ciclista, quindi ecco, da questo punto di vista i chilometri non mi hanno spaventato. Io sostengo di non averne fatti neanche così tanti per una mia normale uscita in bicicletta. Questo aspetto che per gli altri è stato giudicato quasi eroico, per me è stata una passeggiata. Ciao! Un'iniziativa importante è quella che vede più soggetti del territorio, dalla Regione Veneto al GAL Patavino, alla Fondazione Cariparo, e il territorio che è l'attore principale di questo docufilm, che vuole portare un territorio alla conoscenza di tutti, alla conoscenza internazionale di un territorio che ha delle peculiarità importanti che vanno dalla cultura all'arte all'enogastronomia. Oggi siamo ad Arquà, uno dei borghi più belli d'Italia. Qui il sommo poeta ha deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, gli ricordava il suo paesaggio toscano, e quindi penso che dai colli all'Adige è un territorio unico che è giusto essere visto. Siamo pronti ad accogliere il turista, siamo pronti a coccolarlo e siamo pronti anche ad allietarlo anche con un buon bicchiere di vino, con un buon piatto, oltre a degustare soprattutto l'animo con i paesaggi. Proprio a testimonianza che è un territorio particolare, bellissimo, è un territorio che merita di essere visto. Se tanti personaggi illustri, tra cui Hemingway, hanno deciso di passare di qua e di citarlo anche in determinati passaggi delle scritture, vuol dire che è un territorio che merita, e soprattutto merita che il turista lo veda questo territorio.